L'allerta sbarchi e il tema dell'arrivo dei migranti stanno creando subbuglio anche nel territorio bassanese. Le notizie in queste ore si stanno rincorrendo, una settantina i richiedenti asilo che, secondo la prefettura, sarebbero assegnati alla provincia di Vicenza su un totale di 380 in arrivo nella nostra regione. All'alba di oggi a Marghera ne sono giunti 50 partiti, pare, dal porto di Catania. 9 sono stati portati a Treviso, alla caserma Serena, gli altri saranno ospitati con il modello dell'accoglienza diffusa. Ma le prefetture in questo momento fanno fatica a dare risposte. Quella di Vicenza disporrebbe di appena 10 posti, troppo pochi di fronte ai numeri dell'emergenza, tanto che la prefettura ha chiesto ai primi cittadini di collaborare nella ricerca di nuovi alloggi. Intanto è arrivata la levata di scudi dell'Anci Veneto per voce del presidente Mario Conte, sindaco di Treviso. Non si scarichi sui sindaci la gestione di questo problema. Non possiamo farci carico di questa emergenza, continua Conte. Si rischiano nuove tensioni sociali. Duro anche il sindaco di Romano De Zelino. Prima vengono i cittadini di Romano, dice non abbiamo posto per i migranti. Romano De Zelino è una realtà che in questo momento non ha a disposizione alcuno stabile pubblico ed è purtroppo una risposta che diamo da molti anni. In realtà abbiamo un problema che è molto più grande. La crisi economica di questi ultimi mesi, assommata a quella che è stata la crisi della pandemia, sta portando moltissime famiglie sulla strada. Ad oggi noi abbiamo 15 sfratti esecutivi che coinvolgono circa 50 persone del nostro territorio. Prima i cittadini di Romano, quindi? Prima i cittadini di Romano, prima le persone che sono integrate, ma in realtà è prima l'umanità verso chi qua vive già da tempo.